Buongiorno a tutti. Dopo aver presentato una partita di Lodici del campionato europeo a squadre, voglio tornare, come già promesso, vorrei tornare con voi alle origini della variante giocata in tale partita e presentarvi una famosissima partita giocata tra Botvinnik, l'ascendente e futuro campione del mondo, e la vecchia guardia Capablanca. Siamo nel 1938 ad Amsterdam, nel torneo Avro, e abbiamo questa posizione. Inizieremo con la domanda: come valutate la posizione? Sta meglio il bianco e il nero? Dico solo che il bianco ha una mossa straordinaria e potete pensarci volendo scrivere nei commenti la vostra mossa preferita. Nel frattempo torniamo all'inizio della partita dalla mossa 1 e vediamo insieme come siamo arrivati a questa posizione e poi vediamo quale sarà effettivamente la continuazione geniale creata da Botvinnik. Torniamo dunque all'inizio, torniamo alle origini. D4, cavallo F6, C4 e 6, cavallo C3, abbiamo una Nizzo indiana. Una difesa Nizzo indiana che prende il nome da Aron Ninkovic, un altro giocatore attivo appunto agli inizi del 1900. E3, la variante Rubinstein, D5 che non si considera la migliore, Rocco la principale. A3, alfiere per C3, D per C3, C5, nero fissa i pedoni al centro, C per D e per D, alfiere D3. A Rocco, cavallo E2, qua siamo nella variante che ora si conosce come variante Botvinnik. Nero gioca B6, a Rocco, nella partita di Lodici se non sbaglio venne giocata cavallo C6, qua venne giocata la migliore alfiere A6, e Botvinnik nelle sue memorie scrisse che l'alfiere in D3 deve essere cambiato. Botvinnik era abbastanza dogmatico, qui ha ragione, l'alfiere deve essere cambiato. Allora, vorrei ribadire che negli anni 10, negli anni 20 del secolo scorso si considerava che questa posizione fosse perfetta per il nero e il bianco, un alfiere che non è granché, a meno che si attivi inaspettatamente. E soprattutto poi se il bianco giocherà F3 potrebbe avere una debolezza sulla colonna e il nero ha tanto centro quanto il bianco, ma Botvinnik aveva una concezione del tutto nuova. Botvinnik aveva capito che il centro sarebbe stato mobile giocando F3, cavallo G3 ed E4. Botvinnik aveva una buonissima concezione dinamica latente che Capablanca non aveva e nessuno aveva all'epoca. Non a caso Botvinnik dominò per molto tempo lo scenario scacchistico mondiale. A questo punto Botvinnik giocò alfiere per A6. Oggi sappiamo che F3 è ancora più forte, come giocarono tantissimi giocatori, però che all'epoca non si sapeva. Alfiere per, cavallo per, alfiere B2, donna di 3 può essere più precisa, alfiere B2, donna di 7. Ecco, a questo punto se il bianco giocasse donna di 3 seguirebbe donna 4, no? Se il bianco avesse giocato donna di 3 prima, il cavallo avrebbe dovuto muoversi, per esempio in C7. Il bianco avrebbe potuto continuare col suo piano cavallo G3, F3. Dopo alfiere B2, donna di 7, il bianco deve impedire che la donna penetri nell'area di donna, quindi il bianco gioca A4, evitando appunto questa entrata di donna. Ecco, a questo punto il nero sbaglia già piano. Il nero avrebbe dovuto giocare probabilmente C per D4, C per D4, torre C8 cercando controgioco. Il nero gioca invece torre E8, che gioca sulla colonna E, ma non serve. Donna di 3, ecco il bianco inizia a giocare cavallo C3, F3 e D4. Ecco il Capablanca qua gioca una mossa che oggi sappiamo che è cattiva, ma all'epoca si considerava molto ambiziosa. Era un piano in voga che anche Max Ewe ha giocato in una posizione simile, Alexandrev anche in un match contro Liekin in un'altra partita. E la mossa è C4. Il piano di Capablanca è rimanovrare il cavallo in A6 fino alla casella in B3 e controllare le case chiare dell'area di donna del bianco. Diciamo che con le sue stesse parole Capablanca disse che lui vuole creare una battaglia di cervelli. Con C4 vuole dare inizio a una battaglia di cervelli, una guerra di menti. Però questa mossa in realtà è cattiva, come è stato dimostrato per la prima volta da questa partita. Donna C2, cavallo B8, torre A1, cavallo C6, cavallo G3. Il piano è F3 e E4.
Se il nero giocasse cavallo E4, il bianco giocherebbe cavallo H1 per poi giocare F3, schiacciare il cavallo, tornare in G3 e poi spingere di nuovo in E4. Se il nero giocasse F5 potrebbe seguire F3, cavallo D6, cavallo G3, poi alfiere A3 e poi arriverebbe E4 in condizioni favorevoli. Nero giocò cavallo A5 per andare in B3 e catturare A4. Nero vuole prendere materiale. F3. Cavallo B3, tutto sembra che vada bene, ma E4 è fortissimo. Donna per A4. E5. Il cavallo in F6 sotto attacco. Cavallo D7. Donna F2. Ecco il punto, anche altre mosse erano possibili, ma il bianco sta molto meglio. Ciò è stato dimostrato anche in successive partite per corrispondenza. Nero ha un pedone in più e sembra che il nero possa mobilitare i suoi pedoni, ma il bianco arriva prima, il bianco può giocare F4 o cavallo F5 D6, donna G3, F4 F5 F6, alzare le torri con un attacco devastante contro il re nero. Il centro massiccio del bianco, appunto i fattori dinamici latenti, distruggeranno la posizione nera. Capablanca gioca G6. Capablanca, diciamo, la filosofia di Capablanca era il principio di economicità, svolgere un lavoro con il minimo impiego di forze, quindi non vuole portare indietro il difensore, vuole difendersi con meno pezzi possibili. Peccato che questa volta non funzionerà. F4 per fare F5 con attacco travolgente. Capablanca gioca F5 e Botvinnik prende in passant, cavallo per F5 in modo da, con l'intenzione di aprire la colonna F con un attacco terribile. Il nero vuole cambiare tutte le torri. A questo punto torre E6, si minaccia il cavallo e Capablanca è costretto a catturare in E6 dando al bianco un pericoloso pedone passato. In caso di re G7 il bianco vincerebbe con una combinazione devastante, torre per F6, guadagnando il cavallo, su re per F6, F per G6, scacco di scoperta. In caso di re E7 il bianco vincerebbe con scacco seguita da G7 con l'idea di promuovere e il bianco rimarrà con un pezzo in più. Se nero prende in G6, il nero in una rete di matto. Scacco, re G7, perché re H6 sarebbe subito matto, perché il cavallo controlla H5. G7 cavallo H5, re G8 prenderebbe matto velocemente, così come re H8, su re H6 H4 minaccia matto, su torre G8 G4 minaccia matto, per esempio se nero vuole andare a donna, scacco, scacco e matto. Se nero gioca donna C6 per controllare F6 arrivano i rinforzi, arriva la cavalleria, no scherzo, la cavalleria è già arrivata, quindi arriva l'alfiere e alfiere A3 quelli dell'alfiere F8 con attacco imparabile. Il nero quindi catturò in E6, F per E6, re G7, donna F4. Il nero adesso l'idea è entrare con la donna, fare dei danni. Il nero giocò donna E8, donna E5, donna E7 e ora arriviamo in questa famosa posizione. Sembra che il nero ha bloccato il pedone in E6, che il nero stia bene. Sembra che il nero abbia dei pedoni passati, il bianco è un alfiere cattivo, ma Botvinnik giocherà una mossa. Questo alfiere, che sembra cattivo, risorgerà. Il bianco gioca 2 punti esclamativi, alfiere A3. L'idea è rimuovere il blocco al pedone, poter penetrare con tutti i pezzi se la donna si muove, ma cosa succede se il nero accetta l'alfiere? Ebbene, un sacrificio, cavallo H5, 2 punti esclamativi. Il cavallo non si può prendere con il cavallo per via dell'inchiodatura, si può prendere col pedone. Se il nero spostasse il re, per esempio in F8, ci sarebbe matto in poche mosse. In caso di re G8 si prende il cavallo con scacco e poi il nero perde, perché questi tre pezzi generano un attacco decisivo. In caso di re H6, cavallo per, il bianco vince perché il materiale è pari, il bianco vuole promuovere il pedone. Se il nero prova a dare una serie di scacchi, qua gli scacchi sono finiti e se il nero, e quindi noi vogliamo promuovere, vogliamo dare vari matti, e se il nero crede di vincere cambiando le donne,
con scacco, pariamo lo scacco con un controscacco e vinciamo, perché il nero non ha altri modi per parare questo scacco che dare la donna, e quindi il bianco con una donna in più e a breve 2 donne in più vince. Quindi Capablanca catturò l'alfiere, catturò anche il cavallo, donna G5, re F8, donna per F6. Adesso re E8 prende matto, ma Capablanca giocò re G8. Come scrive Botvinnik nelle sue memorie, Capablanca era molto tranquillo, Capablanca era un grandissimo giocatore pratico, qua muoveva velocemente, sicuro di se stesso, si avvicinavano altri giocatori, l'ex campione del mondo Max Euwe, e Capablanca ammiccava guardando la posizione con sicurezza e appunto con fiducia nelle proprie risorse. Ovviamente, secondo Botvinnik, Capablanca sapeva molto bene di avere partita persa, ma cercava di dissimulare. A questo punto Botvinnik giocò, si mise a calcolare, sembra che lo fece anche bene. Ora, un modo forse più semplice di vincere sarebbe stato dare scacco e giocare G3 per scappare, per nascondere il re in H3 dagli scacchi della donna, ma E7 minaccia la promozione con matto in poche e minaccia anche matto. Il nero non ha altra scelta che dare scacchi, re F2, donna C2. Il nero pensava, Capablanca pensava di dare patta, o voleva far credere di pensare di dare patta con un perpetuo sulle case bianche, ma non è così. Re per H5. Capablanca materiale in più, e la semplificazione di solito funziona. Qua siamo in una situazione dove la semplificazione perderebbe, perché qua il bianco cambia le donne, dopo re per G6 la promozione con matto è imparabile. Il cavallo in B3 è uno spettatore inerme alla clamorosa disfatta del nero. Dopo donna E2, il bianco giocò re H4, ora ci sono pochi scacchi, donna E4, G4, donna e uno scacco, e ora re H5 e gli scacchi sono finiti. Non si può dare più scacco se non in E5, dove cadrebbe la donna, in H4, dove cadrebbe la donna, e il nero è senza difese dalla minaccia donna F8 matto, il nero abbandona. Una stupenda partita. In caso di H6 il bianco vince in vari modi, tra cui, non so, scacco, scacco, donna e poi matto in poche mosse, no? Re e matto. La stupenda partita di Botvinnik, e spero che questa partita storica vi sia piaciuta, e soprattutto per la sua bellezza strategica e per la combinazione stupenda alfiere A3. Grazie mille e alla prossima, e speriamo di vederci presto con altri video interessanti. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!